Beh, l'azienda è nata nel 1983 dal papà e la mamma che hanno aperto l'azienda agricola senza sapere niente perché venivano dal mondo della scuola. Abbiamo avuto problemi perché non essendo una famiglia che nasceva con uno storico di agricoltura, ci siamo partiti male, però dopo col tempo, adesso sono 30 anni che siamo in campo, ci siamo fatti le nostre esperienze. E dopo, quando ho finito la scuola, io prima il agrario, poi anche il mio fratello più piccolo per ultimo, abbiamo deciso del nostro futuro investirlo in agricoltura. Nel 98 abbiamo iniziato a fare da distribuzione fissa a distribuzione libera. Nel 2001 abbiamo iniziato con il formaggio. Prima abbiamo fatto un corso a Lodi per prendere delle basi sul lattiero caseario e poi abbiamo iniziato l'avventura del formaggio. All'inizio è stata un po' dura perché il nostro posto qua a San Zenone è bellissimo, perché siamo in mezzo alle colline sulla pedemontana, però il cliente deve venire apposta da noi. E allora abbiamo deciso dopo di andare noi dal cliente. Allora abbiamo preso un contributo per il miglioramento del casificio, l'ampliamento del casificio e la sistemazione della stalla della rimonta Salaparto. Sì, li abbiamo utilizzati per ampliare l'azienda. E dopo gli altri contributi che prendiamo è il storico, quello dei prati pascoli, delle siepi, che sono le cose che già facevamo, perché qua abbiamo tanti, non avendo irrigazione abbiamo soprattutto pascoli. La cosa più bella è quando arrivi al mercato a vendere il formaggio, le bottiglie di vino, il salame e la gente ti fa i complimenti che l'ha preso il giorno prima, soprattutto i clienti nuovi ti dicono, o il cliente che sta aspettando in fila che dice cliente guarda che è buonissimo, gli yogurt perché è dolce. E quello è la gratificazione più grande perché pensi dal fieno che tagli, alla vitella che è nata, che poi la porti a diventare vacca, che poi partorisce, tutti i problemi ci possono essere, a fare il formaggio e venderlo, quella è la cosa più bella, riuscire a finire quello che è iniziato.